streetnews.it. Sono qua con una splendida donna, Anna Fusco, ciao. Buonasera, grazie per la splendida. Anna, allora volevo chiederti, è un evento speciale, perché? Perché quest'oggi si è festeggiato il battesimo finalmente, dopo il lockdown. Oggi alla grande faremo un festone mega galattico per il mio principe azzurro, che è il mio piccolo Brian Pietro, mio nipote. Wow, anche perché so che è stata molto chiacchierata comunque questa situazione, tante notizie anche sui giornali, indiscrezioni, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Sei emozionata? Emozionatissima, ci siamo riusciti, in chiesa è stato bellissimo, vabbè lo sanno tutti i genitori, i nonni che hanno battezzato i propri figli, è stupendo e ad essere nonni è ancora più bello. E qui attenzione, apro una parentesi, e che parentesi, perché tu hai detto nipote, Sì. cioè stiamo parlando con la nonna più sexy d'Italia. Ma dacci il segreto di questa bellezza. Ebbene sì, sono diventata nonna grazie a mia figlia, ho una figlia femmina, io ci tengo molto alla famiglia, quindi sono molto riservata su questo, quindi non tutti conoscevano. Voglio anche chiederti infatti un po' di stranezza dal punto di vista dell'approccio con le persone, così l'hai riscontrato oppure sembra essere tutto normale? No, restano sbigottiti e chiedono, l'unica cosa che chiedono l'età mia, del bambino, di mia figlia, di sua sorella, tua mamma, oddio, comunque alla fine perché noi di famiglia siamo piccole, però sembriamo molto più piccole dell'età, ecco che è quello che comunque fa meravigliare. Sì. Crea un po' E volevo chiederti un'altra cosa, a questo punto poi salto a tua sorella. Il rapporto con Lisa com'è? Facci sapere, dacci qualche curiosità. Noi come se fossimo gemelle perché ci adoriamo, ci amiamo, lei fa attenzione per me, devi essere sempre bella, tu sei bella, devi essere sempre bella. Io faccio attenzione con lei che a lei piacciono i dolci. Nessa, non devi mangiare, ma non mi ascolta, facciamo sempre questo. Vabbè. E invece per quanto riguarda la carriera artistica, ci sono delle cose per te pronte che stanno per arrivare? Io sono molto scaramantica, non lo dico, incrociamo le dita, ma ci sono delle cose meravigliose, sia con Lisa a settembre, un programma comunque televisivo, quindi c'è una sorpresa e ci sono altre sorprese nazionali, però incrociamo le dita. E allora incrociamo anche noi le dita insieme ad Anna Fusco, grazie per l'intervista qui a streetnews.it. Grazie a voi Street News.